4 milioni e 800 mila ultranovantenni in Italia oggi, saranno 8 milioni nel 2050. Sono i numeri impietosi della prospettiva demografica italiana legata all'invecchiamento della popolazione che il presidente dell'Unione Regionale Istituti per Anziani, Roberto Volpe, ha ben chiari. Avremo questo incremento che è quasi del 2% rispetto agli ultraottantenni di oggi, per cui bisogna guardare al futuro. In questo paese si è perso troppo tempo. È difficilissimo recuperare il tempo perso, perché c'era tempo di fare programmazione che non si è fatta, non si è guardato alla demografia, per cui oggi siamo un paese di vecchi, non siamo un paese per vecchi. È drammatico che questo paese, il secondo più vecchio al mondo, nel PNRR non ha messo un centesimo per la residenzialità degli anziani, vendendo questo sogno di assistere tutti a domicilio. Per rinforzare il personale nelle case di riposo, un esempio arriva da Bassano che ha accolto 5 nuovi operatori brasiliani. Credo che le strutture del Veneto nel giro dei prossimi 10 anni, quasi sicuramente il 30% della popolazione lavorativa sarà questa. La capacità, a mio avviso oggi importante, è quella di andare in paesi culturalmente a noi vicini. I nuovi operatori arriveranno dunque non solo dal Brasile, terra che ha accolto moltissimi veneti tra 800 e 900, ma anche da altri paesi dell'America Latina come Perù e Repubblica Dominicana. Resta aperto il problema dei posti a disposizione, insufficienti rispetto alle necessità presenti e future. Voi non avete mai sentito parlare un governatore del problema degli anziani, non avete mai sentito un governatore opporsi alle scelte sul PNRR, e mi permetto di dire che c'è anche troppa lontananza da parte dei sindaci, quando dico sindaci dico dell'ANCI e di altri organismi che li rappresentano. Io ricordo che De Gasperi diceva: i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle future generazioni. Io ho qualche dubbio che in questo paese ci siano statisti.